Oltre che a Meggiugori, attualmente la Madonna sta apparendo anche in altre parti del mondo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlare con voi di un argomento molto molto delicato, cioè mi voglio chiedere, interrogare con voi circa la veridicità di apparizioni che non siano quelli di Meggiugori, cioè oltre a Meggiugori attualmente la Madonna sta apparendo da altre parti o meno. È chiaro che bisogna lasciare all'autorità ecclesiastica il compito di fare luce su tutte le apparizioni che attualmente nel mondo stanno avvenendo e quindi fare luce su quella che è la buona fede o meno delle persone che attualmente, oltre che a Meggiugori, dicono di vedere la Madonna e di ricevere dei messaggi da lei. Però è chiaro, carissimi, che bisogna tenere conto, di una cosa molto importante, cioè tutte le volte che, ci imbattiamo in messaggi della Vergine Santa che non siano della Madonna di Meggiugori, è facile anche riconoscere quali siano vere apparizioni e quali no dai contenuti dei messaggi, perché mentre la Madonna di Meggiugori ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti della Chiesa e del Pontefice, ehm, invece, molti messaggi che sarebbero stati dati, consegnati dalla Vergine Santa a dei presunti veggenti in altre parti del mondo, se voi li leggete vedete che altri messaggi che non sono quelli di Meggiugori, di altre presunte apparizioni, sono pieni di parole, diciamo così, di avversione verso il Papa. E quindi è chiaro che nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un messaggio, che non stiamo parlando dei messaggi di Medjugorje, stiamo parlando di messaggi che la Madonna avrebbe dato, o starebbe dando adesso in altre parti del mondo. È chiaro che nel momento in cui, si leggono delle parole contro il Papa in questi messaggi, dobbiamo assolutamente, escludere che questi messaggi siano frutto di reali apparizioni mariane. E quindi non dobbiamo andare, dietro a, persone che in altre parti del mondo, dicono di vedere la Vergine Santa quando queste persone divulgano messaggi che sono contro il Papa e contro la Chiesa. Questo al di là del fatto che si sia o meno pronunciata l'autorità ecclesiastica, deve far desistere ogni buon cattolico dal credere a, apparizioni o presunte tali che non siano quelle di Medjugorje. Quindi, quando si leggono messaggi che sono contro il Papa, contro la Chiesa, bisogna stare lontano da veggenti o presunti tali, perché sicuramente non sono autentiche. Perché invece la Madonna di Medjugorje, lo ripetiamo, si è sempre contraddistinta per il rispetto verso il Pontefice e per un grande equilibrio. Poi, per quanto riguarda anche quei messaggi, che, dicono per filo e per segno, parlano di eventi catastrofici che, descrivono nei dettagli, no, per filo e per segno eventi catastrofici che si stanno per verificare a breve. La Madonna di Medjugorje a tal proposito, lo ricordiamo, ha consegnato ai veggenti dei segreti che ai veggenti sarà dato di rivelare solo quando le date si avvicineranno dei segreti, però nello specifico non ha parlato di disgrazie che avvengono, eventi catastrofici che avvengono nell'immediato. Quindi, anche perché la Madonna ha sempre detto che, primo, le persone che pregano e che le sono devote e fedeli non hanno nulla da temere. Secondo, che con la preghiera e con il digiuno noi possiamo fermare i castighi di Dio, quindi la guerra,
le carestie, le malattie. La preghiera e il digiuno, la Madonna ha detto sempre che di Medjugorje ha detto sempre che possono fare miracoli, quindi la Madonna di Medjugorje ha sempre aperto un varco alla speranza e ha sempre detto che i suoi devoti devono stare tranquilli. Invece, ecco, bisogna diffidare di quelle presunte apparizioni che non sono quelle di Medjugorje, che avvengono in altre parti del mondo, in cui si descrive per filo e per segno di eventi catastrofici proprio che stanno per avvenire in tempi brevi, proprio perché e che non aprono nessuna possibilità alla speranza, proprio perché appunto ricordiamo che questi eventi catastrofici, che sicuramente avverranno, non sappiamo quando, la Madonna non ha rivelato i dettagli, ma li ha secretati praticamente. Quindi bisogna diffidare di tutti coloro che fanno previsioni di disastri a tempi brevi, perché questi disastri, queste catastrofi, cose spiacevoli, innanzitutto con la preghiera si può cambiare il corso delle cose, quindi diffidare di messaggi che non si aprono alla speranza. E secondo, ripetiamo, sono secretati questi messaggi su ciò che accadrà a Medjugorje lo sanno solo i veggenti, e lo saprà un sacerdote designato appunto dai veggenti al momento dei segreti. Per il resto, cioè, non si sa, non è stato diffuso nulla nel dettaglio, quindi narrazioni dettagliate di disastri a breve termine sono sicuramente frutto di un'invenzione, perché la Madonna di Medjugorje ha secretato i dettagli dei castighi che manderà Dio, e si sapranno solo al momento dei segreti. Per quanto riguarda poi cioè alcuni veggenti, una veggente in Medjugorje ha detto che la Madonna in realtà non gli ha mai parlato delle altre apparizioni che attualmente avvengono nel mondo. Per esempio, la Madonna ha a Medjugorje dato la conferma che le apparizioni di Fatima, per esempio, sono reali, anche quelle di Lourdes, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le apparizioni che attualmente nei nostri giorni stanno avvenendo nel mondo, la Madonna non ne ha parlato con nessun veggente, quindi non si è espressa dicendo se lei appare solo a Medjugorje o appare pure in altre parti, però sembrerebbe, e qui il condizionale è d'obbligo, sembrerebbe che interrogata a tal proposito, che qualcuno gli abbia fatto la domanda, ecco, di se lei appare solo a Medjugorje attualmente o appare anche in altre parti del mondo, quindi che cosa pensa di quelli che dicono di vederla nei nostri giorni attualmente in altre parti del mondo. Sembrerebbe che la Vergine Santa abbia risposto: pregate per loro, però è tutto da confermare. Quindi, carissimi, il punto della situazione è lasciamo che l'autorità ecclesiastica faccia gli accertamenti del caso, e che anche Dio, insomma, faccia chiarezza chiaramente, perché gli eventi che non sono reali non sono benedetti da Dio, e quindi Dio lascerà che le false apparizioni e tutte le persone che sono collegate a queste false apparizioni vadano in rovina, perché non dà sicuramente il suo sostegno con fatti soprannaturali e con miracoli alle false apparizioni. Quindi Dio anche ristabilirà presto la verità su apparizioni vere, false e quant'altro. E diffidiamo immediatamente, non ci soffermiamo neanche quando siamo di fronte a messaggi dati da veggenti vari che non sono assolutamente quelli Medjugorje, ma nel mondo, veggenti che nel mondo attaccano il Papa, perché la Madonna non si sognerebbe neanche lontanamente di attaccare il Pontefice, e diffidiamo di messaggi che parlano di catastrofi imminenti descritte nei minimi dettagli, perché
Ripetiamo, questi sono contenuti sui castighi e la natura dei castighi di Dio che sono secretati, e comunque ci saranno 3 campanelli. I primi 3 segreti Meggiugori sono 3 campanelli di richiamo con cui Dio tenterà in extremis, attraverso eventi prodigiosi, di richiamare l'umanità alla conversione. E se questa conversione non ci sarà, seguiranno gli altri 7 segreti il cui contenuto è secretato, però sappiamo, non è, insomma, il contenuto è secretato, però ecco, e quindi non ne conosciamo proprio i dettagli di quello che accadrà e dove, però sappiamo che saranno eventi catastrofici. Ecco, bene, spero di aver aiutato a fare chiarezza su fenomeni, insomma, che in questi giorni hanno fatto parlare e discutere molte persone, e vi auguro, insomma, di poter, ecco, essere più attenti in futuro a cercare di discernere con la luce della fede e della riflessione ciò che è vero da ciò che non lo è. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, carissimi, e tante benedizioni dalla Vergine Santissima di Meggiugori.